tutti per essere intervenuti, grazie soprattutto alla stampa, ai giornalisti e alle televisioni per aver raccolto il nostro invito. Per me oggi è un motivo di grande soddisfazione a nome del partito di Forza Italia di presentare la lista delle candidate e dei candidati che comporranno insieme alla Sardegna la lista di Forza Italia per la circoscrizione Isole. Per noi è un momento importantissimo perché credo che oggi Forza Italia continui a dimostrare di essere, così come negli ultimi mesi è anche stato avvalorato dallo straordinario lavoro che è stato fatto dalla nostra segreteria nazionale, in particolar modo dal nostro segretario Antonio Tajani, diventando il partito di riferimento di quell'area moderata, liberale, garantista, europeista chiaramente in questa circostanza ed atlantista oggi più che mai, e diventando il riferimento per tutti quei movimenti civici, per quei anche elettori che nell'ultimo periodo avevano un po' perso la propria identità per diventare appunto la loro casa politica e il luogo dove poter non soltanto partecipare, non soltanto ammettere, ma avere cittadinanza politica. Voglio semplicemente dire che per me è un lavoro di squadra. Faccio politica da una quindicina d'anni, non avevo mai fatto questa esperienza, facevo altro nella vita, sono professore universitario, mi occupo di altro, sono una psicologa, quindi però fare politica mi ha, come si suol dire, mi ha presa e da 15 anni sono in questa mischia. Sono sindaco della comunità di Montevago e sono al secondo mandato, sono deputato all'Assemblea regionale al terzo mandato e nel precedente governo Musumeci sono stata presidente della commissione sanità. Io partirei proprio dalla sanità per dire che cosa vuol dire conoscere un territorio. Conoscere un territorio significa conoscere le necessità dei cittadini. Fare politica significa fare un lavoro di squadra. Io ringrazio il partito che mi ha chiesto questo e credo che il partito debba ringraziare noi per il fatto che mettiamo la faccia, portiamo in giro quelle che sono le istanze del territorio cercando di dare risposte ai cittadini. Più di un sindaco, nessun altro può dire cosa vuol dire dare e avere ogni giorno dietro la porta decine di persone con istanze diverse. Il comune è un front office, io credo che la politica debba essere questo front office, in grado di dare risposte. L'Europa deve essere più vicina a questo meridione dell'Italia. L'Europa deve capire che ci sono temi quali quello dell'agricoltura,